Andiamo nell'Alta Padovana, chiude la biglietteria della stazione ferroviaria di Cittadella, il primo cittadino Bitonci annuncia iniziative mentre i pendolari, ancora una volta vittime dei tagli di Trenitalia, gridano allo scandalo. Il servizio verrà inaugurato domani pomeriggio, dopo 2 anni di restauri, la rovinata chiesa di Santa Sofia. Rinnovata chiesa di Santa Sofia, c'è bisogno però di altro denaro per terminare del tutto le opere, per pagare le imprese che vi hanno lavorato fino ad oggi. Guardate. Ed è tutto per questa edizione, adesso vi lasciamo con le previsioni del tempo e naturalmente vi auguriamo una buona serata. Arrivederci. Ancora cronaca, multe ai clienti delle prostitute, liti proprio tra i clienti, inseguimenti, sentiamo alcune notizie da Padova, di cronaca naturalmente. Protesta pacifica ad Abano contro il sindaco di Luca Claudio che ha deciso di abbattere per la precisione 411 piante, pini marittimi, ligustri, bagolari, insomma una trentina di cittadini dell'associazione Salviamo gli alberi di Abano e Cittàviva hanno abbracciato gli alberi di via Don Bosco e via Remazzini ed è uno scempio, hanno ribadito, peggio ancora che per farlo il comune spenda 400.000 euro. Naturalmente abbiamo anche l'immagine della protesta. Siamo allo sport e il calcio, partita sospesa in data da definire, si giocheranno gli ultimi 15 minuti. È finita così a Leuganeo la sfida di vertice tra Padova e Torino, con i biancoscudati in vantaggio per 1-0 al momento del blackout elettrico che ha costretto l'arbitro a mandare le due squadre negli spogliatoi. E in serata l'Enel ha negato qualunque responsabilità per l'accaduto. Le immagini. Caso Euganeo, dopo la sospensione di Padova-Torino bisognerà aspettare domani per avere qualche notizia sul dopo blackout. Ancora oggi sono continuati gli accertamenti tecnici, una perizia dovrebbe essere appunto depositata domani in tribunale. Sono ore di attesa e naturalmente di caos. Sentiamo un po' allora cosa sta succedendo. Sono davvero belli. Adesso rimanete con noi, spazio alle previsioni del tempo, linea alla regia tra poco. Continua il nostro viaggio nel mondo dei presepi realizzati da voi che ci avete segnalato scrivendoci una semplice mail a presepe@antena3.it descrivendo il tipo di natività e mettendo recapiti per contattarvi. Oggi siamo andati a Borgorico, nell'Alta Padovana, dove abbiamo incontrato la signora Cristina Turioni che ci ha illustrato il suo originale presepe realizzato con la Barbie e Ken. E adesso spazio alle previsioni del tempo, linea alla regia, restate con noi, tra poco. E con le previsioni del tempo si chiude anche il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. E torna la droga in Vianelli, i carabinieri arrestano per spaccio un algerino di 22 anni sorpreso a vendere eroina, nascondeva 95 euro e altre 7 dosi nella manica del giubbotto. Ma sentiamo anche altre notizie di cronaca della provincia. Martedì ci sarà un sopralluogo a Stadio Euganeo da parte della Commissione della Sicurezza sulla sicurezza dei pubblici spettacoli. La Commissione si è riunita oggi in prefettura dopo il blackout della scorsa settimana e l'Euganeo è stato ritenuto uno stadio sicuro. Sentiamo allora le ultime notizie su questo fronte. Linea alla regia per le previsioni del tempo e vi saluto, si chiude qui il nostro telegiornale. Arrivederci. Non si ferma la vera e propria escalation di furti e rapine nel Padovano dopo l'assalto, lo ricordiamo bene, a colpi di fucile a un laboratorio orafo di Rubano nella notte. Una banda di 4 persone ha sfondato la vetrina di un negozio di pellicce di Teolo, fuggendo poi con colli di pellicce appunto e boa. La merce è stata recuperata dai carabinieri, i ladri si sono dati alla fuga. I dettagli. E a proposito di pannelli, 20 dei 63 pannelli turistici sulla Padova Carrarese sono stati rovinati dai vandali. Un gruppo di volontari di Legambiente armati di pezzi e di prodotti per la polizia l'opera per recuperarli e restituirli funzionanti alla città e anche ai turisti. Guardiamo le immagini. E speriamo proprio che li ripuliscano. Adesso invece parliamo del calcio. Il Padova pareggia e batte il Torino per 1-0 nel recupero degli ultimi 14 minuti della partita sospesa il 3 dicembre per blackout a Leuganeo. I biancosudati adesso sono quarti in classifica. Guardiamo. Per costruire la torre di ricerca in zona industriale sono stati spesi finora 25 milioni di euro provenienti da pubblico e privato, comprese le 400 manifestazioni che ogni anno raccolgono fondi per la Fondazione Città della Speranza. Una torre che accoglierà centinaia di ricercatori medici. Allora vediamo un po' i dettagli di questa nuova torre. E ora lo sport, il calcio, archiviata la pratica blackout, il giudice sportivo questa mattina ha omologato il risultato Padova-Torino, ora i pensieri dei biancoscudati sono tutti orientati a domani, alle 15 si torna in campo a Leuganeo contro la Nocerina. Le interviste?
E siamo arrivati anche alla fine del nostro telegiornale, adesso vi lasciamo con le previsioni del tempo, linea alla regia appunto per sapere come saranno appunto queste previsioni e poi vi auguriamo una buona serata con i nostri programmi. Arrivederci. Inaugurazione questa mattina con incidente della nuova pista ciclabile sulla Ponte Unità d'Italia. Un'auto ha preso il ponte in contromano schiantandosi frontalmente con un altro mezzo. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. La cronaca. La Dea bendata si è fermata nell'Alta Padovana. A Cittadella il vincitore del Superenalotto è forse un operaio della zona. Pensate, con una schedina precompilata da €1, comprata al bar della stazione, si è portato a casa quasi 630.000 euro. Sentiamo un po' allora l'umore a Cittadella. Spazio a voi telespettatori, il momento dei vostri presepi. Oggi andiamo a Rubano, dove il maestro Renato Trevisan con l'aiuto del nipote Nicola ha allestito nel giardino di casa una natività su una macchina tagliacarte risalente all'Ottocento. Tutte le immagini. Adesso invece linea alla regia per le previsioni del tempo, però il nostro telegiornale finisce qua. Saluti a tutti naturalmente, le previsioni, arrivederci. Custodito in un garage di un'abitazione 18 kg di eroina. Lo studente universitario di lettere arrestato dalla Guardia di Finanza di Padova e Venezia. Pensate che tagliata e rivenduta la merce, la droga avrebbe fruttato ben €1.000.000. I dettagli. A Palazzo Santo Stefano è tempo di bilanci, un anno di battaglie per la provincia di Padova, anche per la sopravvivenza date le decisioni del governo, ma prima di definire noi inutili, ha detto la Presidente Degani, Monti pensi ai molti altri sprechi. Guardate. Era un po' di spirito natalizio, andiamo a Padova a vedere il presepe della scuola media Tartini, le immagini. Lavori in corso al Ponte dei Graissi e proteste dei residenti, prevista una rotatoria e una pista ciclabile. Si teme però che possano creare incidenti in una zona già soffocata dal traffico. Sentite. E ora il calcio, finite le brevi vacanze, il Padova oggi ha ripreso gli allenamenti a Bresseo e contemporaneamente per qualche giorno sarà in ritiro in un hotel a Galzignano Terme. Il campionato riprenderà il 6 gennaio, tempo di bilanci per mister. Sentiamo allora l'intervista. E adesso invece linea alla regia per qualche istante, le previsioni del tempo e poi di nuovo insieme, tra poco.